Eder. Mech. Pallister. È ottobre 2025 e Trieste ha ancora un conto in sospeso con la collina di San Giovanni. In superficie è rimasto poco, un nastro scolorito, un ti voglio bene Lilli ormai a letterine penzolanti, un lumino alla base di un albero, roba che il tempo divora come i giornali del giorno dopo. Ma sotto quella pelle verde pulsa altro. Pozzi profondi più di 10 metri, cunicoli dell'acquedotto teresiano, camere di raccordo, una stanza con grandi vetrate chiusa come un acquario d'aria secca. Non è sulle mappe, non sta nei rilievi. Qualcuno l'ha chiamata edificio fantasma. Io stasera la chiamo scena possibile. Riavvolgo il nastro di 3 inverni. Il corpo non viene scoperto dove l'immaginario televisivo l'ha inchiodato, non nella radura comoda per i sopralluoghi. Il punto vero è un anfratto rettangolare, al termine della rete metallica verde che separa il sentiero dalla scarpata. Liliana è riversa sul fianco, infilata in cantuccio di rovi e sterpaglie. Poi la spostano di alcuni metri per lavorare meglio. A ridosso della rete qualcuno ha fissato con fil di ferro i resti di un fiore o di una piantina. Un segno che dice qui, non lì vicino, proprio qui. Adesso guardo l'ambiente come lo guarderebbe un naturalista, non un cronista. Tracce di cinghiali, sentieri scavati, suolo rivoltato. In un posto così, un corpo avvolto in sacchi neri non resta intatto 3 settimane. La natura non firma patteggiamenti. Se non l'ha toccato, significa che per buona parte di quel tempo la natura non ci ha avuto a che fare. E qui arrivano loro, gli speleologi. Aprono chiusini, scendono scale, ripuliscono bocche di galleria dimenticate. Fotografie e post scandiscono un lavoro meticoloso, viene sostituita la botola, compare una lastra nuova di zecca con l'emblema dell'acquedotto teresiano, a fianco un imbocco in cui la torcia sprofonda e l'aria cambia odore. E poi c'è quel varco tra i cespugli, nei pressi della chiesa, che affaccia su un locale non schedato. Dall'apertura si intravede una scala, una stanza con grandi vetrate, un pozzetto con valvola di manovra, pareti asciutte, microclima stabile, niente animali, un frigorifero naturale, sotto un roseto. Spostiamo il punto di vista dello spettatore. Immaginate che il bosco non sia la scena del delitto, ma il sipario. Dietro il reticolo di cunicoli offre esattamente ciò che un occultatore cerca: buio, controllo, tempo. Non sto dicendo che sia andata così, sto dicendo che così può andare. Primo, le modalità dei sacchi, capo e corpo, parlano di confezionamento deliberato, non di gesto impulsivo nel verde. Secondo, l'anfratto in cui Liliana viene deposta è stretto, di precisione, come se il corpo fosse stato introdotto già preparato e incastrato lì, non trascinato caoticamente. Terzo, a pochi metri, oggi sappiamo che esistono accessi verticali e un locale chiuso e vetrato non riportato nelle mappe comunemente usate. È la combinazione che mancava, un dove intermedio coerente con l'assenza di predazione e con lo stato del corpo al ritrovamento. La timeline messa in fila senza trucchi regge così: morte altrove, deposito temporaneo in ambiente protetto, asciutto e schermato, una stanza tecnica, una camera di raccordo, quel locale sotto il roseto, trasferimento finale nell'anfratto tra rete e scarpata poco prima del 5 gennaio. Quella piantina fissata col fil di ferro diventa allora un segnalibro per chi sapeva il punto esatto, non un memoriale qualunque. E il bosco smette di essere un luogo di permanenza e torna a essere un luogo di passaggio. A questo punto lo spettatore mi chiede: Eder, ma chi ci entra lì sotto? E quando? Risposta semplice e scomoda: chi ha chiavi, competenze o abitudini. Per anni alcune botole erano malmesse, altre dimenticate, altre ancora chiuse ma non impossibili. La recente sostituzione dei chiusini, con stemmi, viti nuove, camere pulite, ci dice che il sistema è stato riattrezzato e conteggiato. Il che, tradotto in lingua investigativa, significa che oggi esistono registri, ditte, date, numeri di intervento, fotografie tecniche. Incrociare quel calendario con le 3 settimane cruciali non è folklore, è metodo. Mi fermo davanti alla rete verde, nel punto in cui termina. Qui la vegetazione ha il respiro corto. Se ti chini vedi ancora il cavo d'erba che piega verso il basso, come se qualcuno ci avesse lavorato. È il posto peggiore per un suicidio e il migliore per una deposizione. Defilato agli sguardi, coperto dall'intreccio dei rami, subito oltre una barriera artificiale. Il bosco fa da imbuto, i rovi da cornice, la rete da quinte. In teatro la chiamano scenografia. In cronaca nera, scelta. La città sopra continua la sua vita. Quella sotto intanto si fa vedere a scatti.
Funghi metallici di aerazione, porte saldate coperte di edera, loghi incisi su lastre nuove, scale che scompaiono nei 10 metri del sottosuolo. L'edificio fantasma non è un maniero di romanzo, è un locale tecnico con vetrate, valvole biate, una stanza in cui la pioggia non entra e gli animali non arrivano. È abbastanza per risolvere un caso? No. È abbastanza per dire che il bosco da solo non spiega 3 settimane? Sì. Allora facciamola questa cosa semplice e difficile. Chiediamo carte e chiavi. Chi ha sostituito quella botola e quando? Chi ha aperto quell'accesso e per quanto? Chi ha il disegno aggiornato del reticolo e perché quella stanza non appare nelle planimetrie di Comodo? Chi, tra dicembre e inizio gennaio, ha lavorato in zona, ditte, tecnici, volontari, operatori? Triangoliamo con celle telefoniche, badge, PEC di autorizzazione, registri di cantiere. Non è caccia alle streghe, è logistica. Perché se il corpo è passato di lì, lì ha lasciato orari, passi, aria smossa. Trieste è abituata a convivere con le sue viscere. Questo caso ci obbliga a scendere un piano più giù. Non è spettacolo, è realtà. Il bosco non è un oracolo, è un paravento. E dietro il paravento, sotto un roseto, c'è una stanza che non compare nelle mappe e che oggi, più di ieri, chiede di essere guardata con la luce piena delle domande giuste. Finché non lo faremo, continueremo a parlare del nastro sbiadito. Appena lo faremo, forse scopriremo che la collina ha conservato più di quanto pensiamo. E allora, solo allora, potremo togliere quel lumino non per dimenticare, ma perché la verità avrà smesso di nascondersi nel sottosuolo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.